Amici delle edicole di Pinuccio, buonasera, siamo in diretta dal Palazzetto dello Sport Italo Bonini di Cinquefrondi. Stiamo per trasmettervi la 24esima giornata di campionato Serie C maschile. La pallavolo Jolly Cinquefrondi affronterà la SD Diamante Sport. Ecco le squadre ai saluti sotto le note dell'inno della Jolly Cinquefrondi qui al palazzetto. Qui con me al commento come sempre Renato Gallo. Buonasera, buonasera a tutti, Annalisa Gallo alla regia, al slow motion. Prima contro quarta in classifica Jolly. In prima posizione con 62 punti Diamante Sport quarta con 50. Di mezzo ci sono Bel Volley seconda in classifica e poi Corigliano terza con 53 punti. Ecco, la stiamo vedendo 9 i punti classifica in palio prima della fine del campionato. Due scontri diretti per la Jolly. Questo e poi all'ultima giornata affronterà Corigliano. Abbiamo di sicuro il Montalto che ormai è fuori dai giochi, avendo perso Gabriele nella partita che si è già tenuta ieri. Ricordiamo, ai playoff vanno le prime 4 squadre. Dicevo, ieri si è tenuta la partita pallavolo Milani contro la Polisportiva Montalto, la Milani ha vinto 3-0, quindi il Montalto rimane a 43 punti, quindi a 7 punti dall'attuale Diamante Sport, quindi le 4 squadre che si giocheranno i playoff sono già matematicamente certe. Tra l'altro Montalto, che aveva preso una grande carica nelle ultime partite, è stata interrotta dal rende. Intanto inizia il gioco, subito la battuta su Remo. Pugliatti sceglie, trova Remo, muro che C'è invade, un'invasione, sì. cade sulla rete. 1-0 Jolly che si è schierata con Cimino, Corsetti, 0-1. Puntorieri. L'invasione, sì, C'è l'invasione, è caduto sulla rete. Mentre al Corsetti. servizio, se vedete il numero, Nervino? Remo. 8? Mi date Remo. conferma che è il numero 8 quello? Pugliatti al centro per Pepperlando, la bomba, pallone raccolto. Cimino ancora dall'altra parte, sempre Remo. Muro della Jolly, poi tocca l'asta, il pallone 2-0 per Diamante. Diamante che si è schierato con Campilongo, Magurno, Fedele, Cauteruccio, Nervino, Carasco che è libero e poi Hatem. Pallone su Corsetti, Pugliatti ancora al centro e di nuovo pallone recuperato, ma stavolta finisce out. Allora era il numero 5, ora lo vedo bene, quindi era il capitano palleggiatore Magurno al servizio. Jolly al servizio, Peppe Orlando, il centrale della Jolly, proveniente da Cetraro. Ultima ricezione e costruzione. C'è il muro di Fabio Remo, muro 1. Purtroppo, Gabriele, dobbiamo incominciare a guardare le facce perché i numerini sulle maglie sono piccoline e sulla destra noi siamo posizionati alla sinistra dei giocatori e i numerini non li vediamo. Riaggancia la Jolly il punteggio, ancora al servizio con Peppe Orlando. Ricezione. Carasco, alzata doppia di
del giovane libero. Quindi passa in vantaggio la Jolly. Ancora Peppe Orlando. Jump float per lui, molto tesa, ricevuta bene. Tacco centrale in primo tempo, autocopertura di Remo. Pugliatti la gira dietro per Cimino, tocca il muro, c'è Carrasco. Dall'altra parte attacca il numero 6, Out. Campilongo. Ed è quarto punto per la Jolly. Campilongo che cerca un attacco lungo, troppo lungo, in diagonale. Ancora Peppe Orlando per la Jolly. È lunghissima questa palla, colpisce male. Sì, ha colpito proprio male Peppe Orlando. Al servizio il numero 8. Nervino. Anche questa è lunga. Protegge la palla. Corsetti. Più uno per la Jolly. Il libero. Passata. Ancora una volta Diamante a raccogliere il pallone. Cimino Tuffo pallonetto. del giovane libero Carrasco. poi Carrasco e il numero 14 Hatem che chiede scusa ai compagni. Mea culpa. Frettoloso qui, ha cercato l'attacco. Hatem. 6-3. Ancora Pugliatti per la Jolly. Di Pallone nuovo sul sempre libero. su Primo Carrasco, tempo. C'è Corsetti che fa guardia a fondo campo. Oh, che palla! È out. Troppo lunga. Troppo forte. Sì, tocca all'asta il pallone. E in più Remo è andato anche con il piede nell'altro campo. 6-4. Fedele al servizio. Non salta Fedele. Remo. Primo tempo di Fazzari, ma c'è copertura Di Barreca. Scusi. E poi Fazzari è in tribuna. è in tribuna. Poi dall'altra parte ancora numero 14 Hatem a sbagliare il passaggio del pallone nell'altro campo. 7-4 per la Jolly. Remo al servizio. Pallone Forte, molto forte. ma tiene. E Hatem rimanda di con là. una mano. Sì, Santa Croce. Poi Tocco del Cimino. muro, ma c'è copertura a fondo campo. Murato. Hatem ad attaccare. Questa volta la rimanda dall'altra parte. Corsetti tenta il pallonetto. Hatem. Corsetti in difesa. Remo una pipe. Hatem si coordina, si tuffa Remo, ma non la palla a fondo campo sul bordo dopo il tocco. Bravo Hatem qui a non forzare l'attacco. Sì, sfruttando le dita del muro per tanto che basta. Sì. Remo c'era ma non è riuscito a tenere in gioco il pallone. 7-5. Ancora Fedele. Pugliatti dietro per Cimino, sempre Si pallonetto. tuffa il libero e poi Altro errore del Diamante. Campilongo. Sì, stavolta Campilongo. In precedenza Hatem. Palloni sulla rete. 8-5. Sembra Barreca al servizio. Carrasco non al meglio alla ricezione. Pallone giocato da Campilongo. Si addormenta Fabio Remo. Non arriva su questo pallone lo schiacciatore della Jolly. Sesto punto per Diamante Sport. E Hatem al servizio. Nastro, poi Pugliatti, la smista per Cimino.
Tanto c'è anche un'invasione, ma il punto era netto di Cimino. Nono punto Jolly. Adesso al servizio con il suo capitano Claudio Cimino. Su Hatem, dall'altra parte il numero 8 Nervino. Pallonetto dell'alzatore, primo tempo, copertura di Corsetti e questa volta la pipe va a buon fine. Decimo punto della Jolly, ottima pipe di Fabio Remo, colpisce bene. Ed ancora Claudio Cimino ad andare al servizio. Su Hatem, Campilongo, questa volta Remo si fa trovare pronto. Cimino, ancora Campilongo. Campilongo, Nervino, questa Out. volta è out. Out. Era un po' sbilanciato qua Nervino, colpisce a tutto braccio e colpisce anche forte, pallone che finisce out. 11-6. Cimino al servizio. Su Molto Hatem, teso, molto teso. Pallone raccolto della Jolly dietro Cimino. per Cimino. Tocca Hatem, quel tanto che basta per far fare punto alla Jolly. Ha schiacciato bene, ha schiacciato forte Claudio Cimino. Ottima l'alzata per lui. 12-6, chiama time out la formazione ospite. Inquadrata la panchina della Jolly, dove il mister Giacomo Tomasello dà le informazioni necessarie ai suoi. Diamante Sport guidata da mister Presta. Di cui il figlio di Presta, Renato, gioca nella Callipo centrale. Sì, l'abbiamo visto più volte giocare da giovane. 12-6, Claudio Cimino al servizio. Su Carrasco che tira lungo. Ottima Correzione intenzione, di sì. Magurno. Capitan Magurno che manda il pallone di là nella zona dell'altro capitano Claudio Cimino. Cauteruccio al servizio. Su Remo, buona la palla. Bella. Bella la schiacciata sui 3 metri L'alzata era di perfetta Alessio Corsetti. e Corsetti si è coordinato benissimo. Sì. Vediamo anche il replay. Guarda anche il campo, vede la posizione, rotazione, ed è lo stesso Corsetti al servizio. Corta, ma ci arriva il libero. Nervino, Murato, Quattordicesimo punto Jolly. Ancora Corsetti al servizio, stavolta Hatem. più lunga. Campilongo, mette la mano non convinto Cimino. Sì, infatti, non era convinto proprio perché gli sembrava che il pallone Fosse andasse out, out. e poi Caccia le braccia all'ultimo secondo, ma colpisce lo stesso il pallone. più uno. 14-8. Capitan Magurno al servizio. Corsetti, Remo chiamato in causa, ma con una mano. Pallone che torna nel campo della Jolly, Pugliatti per Certo, il Remo. pallonetto si tuffa Magurno. Free ball. Ancora free ball, sì, Pugliatti dalla Remo. Remo. Bene il libero. Di nuovo. Oh, Bella questa giocata con il centrale l'Orlando Furioso. molto veloce, alle spalle del suo alzatore, sbuca e tira forte
15° punto per la Jolly. Non vedo la famiglia Orlando qui, quindi la salutiamo, è a casa seduta sul divano. Proprio Peppe Orlando ad andare al servizio per la Jolly. Pallone ricevuto, Magurno la smista Bello. verso numero 6 Campilongo, mette a segno 9 punto per Sì, carica il destro. Nervino al servizio, tesa su Corsetti che riceve bene, Remo ha la possibilità e non la sfrutta, una lungolinea, una parallela finita out. battuta del Diamante, tocca il nastro, c'è Barreca, Pugliatti all'indietro per Remo che schiaccia forte, ma c'è un muro ben composto dalla parte di là. 11° punto, Diamante da 15-8 a 15-11, serie positiva per Diamante Sport. Servizio Diamante Sport, Corsetti non al meglio, puntorieri in bagger verso Remo che schiaccia, ma c'è ancora il muro del Diamante ben composto. 15-12, 4 punti consecutivi del Diamante Sport. Sì, copertura a Corsetti che 7, qui mamma mia, ancora ecco il errore in ricezione, classica giocata a jolly, buio totale. chiama formazione capitano Cimino sul 15-13, squadra che ovviamente ne approfitta per riunirsi. Di nuovo su Corsetti, Stavolta riceve bene. Cimino di spalla col fish Magurno. Ed interrompe qua la striscia positiva del Diamante Sport. La Jolly si porta al 16° punto. Con Pugliatti al servizio. Sul libero Carrasco. Hatem, muro. Oh! Dopo il tocco del muro, Barreca non riesce a trovare il pallone. Cimino era anche lì. Nessuno dei due va sul pallone. Non si guarda dove va a finire il pallone. 16-14. Pallone su puntorieri. Pugliatti ad una mano. Pallone accompagnato. 16-15. Ancora difficoltà nella Jolly. Servizio Diamante Sport. Battuta lunga su Corsetti, non al meglio. Barreca poi ad alzare, ma è doppia. Ok, tutto da rifare. Tutto da rifare per la Jolly. 16 pari. Riaggancia Diamante Time out Sport. e diamogli qualche strigliata. Mister Tomasello. Vediamo. Arrabbiato ovviamente con i suoi giocatori, Mister Tomasello. Pronto a fischiare il secondo arbitro. Primo arbitro di certo Alessandro. Scalzo Luca con le scarpe però. Ancora Diamante Sport al servizio dopo aver riagganciato il punteggio. Corsetti stavolta riceve bene, Pugliatti la smista per Fabio Remo, poi ci ritenta lo schiacciatore della Jolly, pallone che sbuccia via dalle braccia di Nervino, tenta
la difesa in Bagher, pallone che schizza via. 17-16, passa di nuovo in vantaggio la Jolly. Fabio Remo al servizio, spin per lui, tenuta in gioco. Hatem, Muro tocco Jolly, del muro, ma c'è copertura dietro. la schiaccia Corsetti, Free ball per il Bisignano col primo tempo non non al sfruttata. meglio, sì. Cimino, Hop, continua a mancare la copertura nella Jolly. Cimino, sì, colpo Cimino leggero, tenta un pallinetto ma la palla finisce sulle mani del muro, il Muro bravo a leggere questo pallonetto. ma più che bravo a leggere la palla è finita là. Sì. 17 pari, Cauteruccio, no, Campilongo, Corsetti, poi Pugliatti, poi e si Cimino. rifà con una parallela che finisce in mezzo alle gambe di Carrasco. Fortissimo questo attacco del capitano della Jolly. Dato l'attacco precedente si è ripagato Claudio Cimino. 18-17, Anselmo Barreca al servizio. Su Pallone Nervino, molto la palla è da questa parte. punto E del diamante. da una palla regalata a un'altra restituita. Sì. Servizio di Hatem sul 18 pari. Hatem al servizio ci pensa però l'Orlando Furioso. Passa nuovamente in vantaggio la Jolly 5 pronti con il suo centrale. Jolly adesso al servizio con Claudio Cimino. Riceve il libero Carrasco. Dall'altra parte pallone giocato. Duello aereo vinto da Pugliatti. No, Pugliatti. Pallone che torna di là. Regalato di nuovo. Bene. Viene in gioco Santa Croce. Pugliatti la alza per Corsetti. Il muro. Hatem. E poi free ball Jolly. Pugliatti sempre verso Corsetti. Pallone ripreso. Buona. Pallone ripreso e rigiocato. Momento di confusione. Corsetti schiaccia. Raccolto questo pallone ed è altra free ball Jolly. Santa Croce, Pugliatti tenta la pipe per Remo, un po' basso questo pallone. Dall'altra parte Campilongo, Remo rimanda di là Pugliatti, copre Remo in fondo campo. Cimino schiaccia, c'è il muro, Campilongo la prende. Lungo scambio, tenta il pallonetto ma c'è autocopertura. Cimino, Corsetti ad alzare, Remo in pipe, Il tuffo, si lancia bene, Carrasco, bello sì. scambio. Campilongo a schiacciare Remo, però il pallone torna di là. Altro attacco centrale, ancora Remo, Pugliatti in bagger verso Cimino, Ribollo dall'altra parte. Vediamo, attacca Nervino, Murato e si chiude qua. Dopo questo lungo scambio. Brave le due squadre a leggere ogni pallone. 20-18 il punteggio, Jolly che si porta avanti di 2. Bella questa azione. Cambio, Esce il numero 10. Cauteruccio, entra il numero 2 Leporini. Coperto dall'arbitro. E quindi non riusciamo ad inquadrarlo con la telecamera. 20-18 dopo lungo scambio tra le due squadre. Jolly al servizio con Claudio Cimino. Su Hatem, primo tempo c'era quasi lo scugnizzo di Siderno. C'era, l'aveva presa, però non è riuscito. E primo punto di numero 2 appena entrato Leporini. Non è che si riuscito a appresta al tenerla in servizio. gioco Santa Croce. Sì, non è riuscito a tirarla su dopo il tocco del muro. Leporini al servizio, pallone Out, lungo. lascia sfilare Fabio Remo. La sua battuta da fondo campo senza saltare, troppo forte. Avanti ancora di 2 la Jolly. Alessio Corsetti al servizio. Salta. Il libero
Carrasco. Nervino, Murato, Black Monster Block di Peppe Orlando Furioso. Bello, bello, bravo Peppe, salta bene assieme Time al suo out. compagno Pugliatti. Time out di Diamante. Ricordiamo che sabato prossimo, Sabato prossimo. giorno non mi ricordo la data, mi sembra che sia il 7, quindi sabato prossimo si ferma il campionato mi dicono che è sabato, e che ho detto il giorno 6, non 7, vabbè, ci ho azzeccato 50%, ma ci ho preso, insomma. Quindi sabato 6 in quel di dove si giocherà? A Maida. A Maida si giocherà la Coppa Calabria, che vedrà impegnati quale squadre, Gabriele? Sono due, una la conosciamo, due le conosciamo. Quali sono? Non ricordo. Si ripeterà la partita vista 2 settimane fa. Jolly Cinquefrondi contro Belvedere. Ore 18:30 circa. Out, intanto Campilongo. 23 per la Jolly, 19 per Diamante Sport. Si rivedrà la stessa partita della settimana scorsa con una femminile probabilmente prima della partita di Coppa, e quindi attenzione, Murato col piede, il Numero 12 Fedele, Corsetti a fondo campo, Orlando primo tempo non ci arriva il centrale Fedele su questa proposta del suo capitano Magurno. Non è stato fedele al suo braccio in questo caso. Non è stato fedele al suo capitano. Set point per Corsetti. la Jolly. Sul libero Nervino tenta una palla lunga, le out. Out. Ha tentato l'incrocio delle righe, Però le ha cercate, non le ha trovate. Quindi 25-19 si chiude questo primo set al Pallabonini di Cinquefrondi. Jolly avanti 1-0 di set. Ci risentiamo tra pochissimo. Vediamo le partite di questa 24esima giornata. Abbiamo già detto che la Pallavolo Milani batte la Polisportiva Montalto, togliendogli così le possibilità di accedere ai playoff. Poi abbiamo in giornata odierna la Volo Virtus Lamezia contro Giancotti Bel Volley Belvedere, Scuola Volley Paola AS Volley Roccella, e poi domani si terrà Amaro Bizantino Pallavolo Rossano contro il Corigliano, il Volley Bisignano ospita la Pro Volley Crotone e l'Elio Gruppo Cetraro ospita la SD Lamezia Volley. La prossima quindi si terrà, la prossima di campionato, la 25esima, si terrà nel weekend del 13 e 14 aprile. Allora dobbiamo fare ci è arrivato un messaggino Del papà di Giuseppe Orlando. l'Orlando Furioso Grande. Sì. Orlando Senior. Orlando Senior, che ci dice di fare un buon compleanno allo zio Giovi. Auguri zio Giovi per i tuoi 60 anni. Poi se riesce, quando scendi giù per le interviste, se avremo tempo, vagliela a far dire direttamente in diretta dall'Orlandino Furioso. Sì. Vedo pronta a schierarsi la Diamante Sport con un cambio.
confermato Leporini, il numero 2, al posto di Cauteruccio. Quindi Diamante Sport, le squadre tornano in campo adesso, Diamante Sport che torna in campo con Campilongo, Magurno, Leporini, Fedele, Nervino, Hatem e il libero Carasco. Unico cambio quindi il centrale. Per la Jolly, stessa formazione iniziale, partirà con Cimino al servizio, poi Corsetti, Barreca, Puntorieri, Orlando, Pugliazzi e Remo. Si ritarda l'inizio. Sto cercando di capire il perché. Ok, ora il pallone viene consegnato, quindi si potrà ricominciare al Pallabonini di 5 pronti. Tutto pronto per il secondo set. Non partirà Cimino al servizio, ma partirà Corsetti. Ecco Corsetti su Hatem. Pallone di là, Orlando ne approfitta, tenta il palleggiatore nonché capitano Magurno a contrastare l'attacco di Orlando, non ci è riuscito. 1-0 Jolly, ancora Corsetti al servizio. Hatem questa volta la tiene bene. Oh, pallone che si sacca nella Jolly. 1 pari. Leporini al servizio. Rientra Fedele su Remo. Primo tempo di Orlando, la palla viene ripresa. Nervino ci prova, Nervino ci riprova, tocco del muro, Remo in copertura e Remo in schiacciata, che palla out. La palla colpisce il nastro? Io l'ho vista out. L'hanno chiamata per che cosa? Qual è il... Non ho guardato l'arbitro. È in campo. È in campo, sì. È in campo. Abbiamo visto anche il replay. Yeah, sembrava no. destinata out. Sì. Il secondo arbitro del resto era lì. Non hanno protestato. 2-1. Orlando su Carasco. Schiaccia. Bene Corsetti. Cimino, Murato, palla in campo, muro di Fedele. Beh, guarda, la palla doveva finire proprio in una zona in cui non c'era nessuno, dopo il contrasto del muro. Beh, muro alto, Gabriele. Sì. Ora ancora di più. Abbiamo sia Campilongo sia Fedele. 2 pari il punteggio. Magurno al servizio. Corsetti. Remo sfrutta le mani del muro, la palla si impenna, non riesce Carasco nella rincorsa a raggiungerla prima che finisca out. E quindi passa nuovamente in vantaggio sui 5 pronti. Adesso in P1 Pugliatti al servizio. Carasco. Nervino, tocco del muro. Non si tuffa nessuno. Era lunga. Nel campo della Jolly, sì, era lungo. C'era nessuno oggi in fondo. Eccola là. Nervino al servizio. Corsetti. Remo schiaccia sulle mani del piccolo libero Carasco. Non è riuscito a tenere in gioco il pallone Carasco. Il colpo era forte. Eccolo là. Remo, spin per lui, molto forte. Tenuta in gioco. Bello. Carasco ad alzare, era una bella alzata. Pallone che viene raccolto dopo il tocco del muro. Pugliatti all'indietro per Cimino, costretto al pallonetto. Pallone accompagnato.
di Cimino, penso l'abbia Sì, chiamata l'arbitro. boh. Come diceva quell'idolo americano, I don't touch. 4 pari. Battuta senza salto. Dall'altra parte Tocco Cimino. del muro, Pallone che palla out torna di là. dopo il tentativo di Nervino ad una mano di bloccarla. Passa di nuovo in vantaggio la Jolly. 5-4 il punteggio. Con Anselmo Anselmo. Barreca al servizio. Oh, sotto l'ha visto la rete al contrario, ha visto il nastro bianco dalla parte di sotto. Si è coordinato male qui Anselmo Barreca. Sì, diciamo che i nostri centrali non brillano in battuta. 5 pari. Remo, Pugliatti sistema il pallone ad una mano. Corsetti ha schiacciato bene con la sinistra. tocco, ma c'è Puntorieri. Corsetti si coordina e passa Tocca con anche la Hatem. complicità di Hatem. Sì. Tentato di prendere questo pallone Hatem. 6-5 per la Cimino Jolly. al servizio. Su Nervino. Hatem che schiaccia, si coordina. È stato bravo qua a schiacciare forte. Tra le braccia del muro. Di nuovo parità tra le due squadre. Servizio Diamante Sport. Con Hatem. Corsetti Attacco centrale. si Di tuffa Orlando. Campilongo. Questo tocco Leggero, leggero, con delicatezza. Peppe Orlando l'ha buttata su lì. questa palla, sì. E di nuovo in vantaggio, 5 fronti. A punto le due squadre in questa prima parte di secondo set. Corsetti al servizio. Hatem Era riceve. Leporini, non era. Schiaccia qui. E c'è un'invasione. Sì. Era il numero 2. Leporini prima che vedere. Ah, sì. Leporini al servizio. 7 pari. Stavolta non batte da fondo campo, batte da dietro la linea. Peppe Orlando parte un missile terraria, però Però c'è un'invasione del numero 12, sì, il numero Fedele, 12 Fedele, sì. che grazia l'Orlando Furioso che con furia si era lanciato Si era avventato su questo su pallone. quella palla che però è partita dritta. 8-7, proprio Peppe Orlando al servizio. Nervino, primo tempo lungo ma fa copertura. Tocca il nastro il pallone. Remo, ma c'è un'ottima copertura di Nervino che schiaccia adesso. Pugliatti al centro per Anselmo Barreca. Ogni tanto si fa sentire anche l'altro centrale del 5 Frondi. E senti come viene applaudito perché è Sì. 5 Frondese, uno dei giovani del vivaio della Jolly. Diciamo che ci sono una cinquantina di parenti che... 9-7 il punteggio. Peppe Orlando ancora al servizio. Lunghissima. Ripete la schiacciata precedente, ma stavolta la ripete in battuta. Sì, la palla non era dritta come quell'altra, che è partita proprio come un missile, Sì. non sfruttando neanche la gravità terrestre. Cioè sembrava sulla luna. Magurno, bella. Corsetti ha ricevuto Remo sfrutta le mani del Campilongo, del muro esterno. 10° punto, 5 Frondese. Con Pugliatti al servizio.
Si ferma sul nastro, troppo corto, pallone troppo corto. 2 centimetri più su Sì, sarebbe sì, caduto, sarebbe stato imprendibile per Cercato la il troppa precisione Pugliatti in questa battuta. Nervino al servizio. Ecco, Anche come sì. appunto stavo dicendo. Cimino copre dall'altra parte Remo, Pugliatti sceglie proprio Remo che viene murato. Viene murato, c'è qualcuno, Puntorieri, la puntorieri dietro che non riesce a ritirarla su. il pallone era forte, quindi Puntorieri ha tentato come poteva di prendere questo pallone poi che è andato sul muro laterale della palestra. Pugliatti sistema il pallone ad una mano e attacca poi Barreca. Pugliatti stavolta la gira Tenta il per pallonetto. Remo. Nervino, ma è una doppia del numero 8. E infatti gli è scattato subito Nervino. il Nervino. 11-10, di nuovo avanti la Jolly. Fabio Remo al servizio, spin non fortissima. Dall'altra parte, fortissimo invece l'attacco del numero 6, Nervino. Hatem. No, chi era? Sì, Hatem. 11 pari. È fedele al servizio. Legge, poi Puntorieri, free ball Jolly. Hatem di nuovo ci prova, ma muro Murato. della coppia Cimino-Barreca. Ed è di nuovo avanti di 1. La Jolly 5 frondi. Va al servizio con il suo centrale Anselmo Barreca. L'astro sopra. Passa, sì, Ecco. Nervino. E in si abbassa Barreca, ma Campilongo. L'opposto del diamante mette a segno e permette di nuovo la parità tra le due squadre. Proprio Campilongo al servizio, molto corto il suo pallone, schiaccia Corsetti Di precisione. Sì, non forza il pallone. Alessio Corsetti. Non ha forzato il pallone, ha cercato la precisione, ha fatto benissimo. Scorsa partita in casa c'era la bimba, la sua bimba che giocava. Ce l'ha fatta. Si è stufato Magurno, ma Campilongo non è riuscito poi a tornare sui suoi passi. Era un bimbo, mi dicono, non la bimba. Io ricordo una bimba, non era una bimba. No, la bimba era Maida, la figlia dell'arbitro settimana scorsa. Cimino, pallone teso. Hatem, però non c'è Hatem laggiù. Pugliatti, pipe di Remo, ed è out. Molto veloce questo pallone di Remo. 14-13. Sì, out. Abbiamo rivisto anche il replay. Avrei chiesto il videocheck. Hatem al servizio. Su Corsetti. Primo tempo. Di Orlando. Dall'altra parte Nervino è out. 15-13 per la Jolly. Pallone out di Nervino. Cerca l'esterno del muro cinquefrontese. Lo trova, ma il pallone finisce out. E gli è saltato il Nervino. Corsetti al servizio. Hatem. Pallone forte. Non riescono con non batti e ribatti sulla rete. Si è tentata una giocata nella Jolly, si è tentata la giocata di calcio tennis, no? Calcio tennis. 15-14 ancora punto a punto le squadre
Leporini, fondo Leporini, campo. scusate. Cimino schiaccia forte, pallone rigiocato e buttato di là da Leporini. Attacco centrale di Peppe Orlando, bravo a centrare un punto in cui non c'era nessuno nel campo avversario. Sì. Ottimo Peppe Orlando che va al servizio sul 16-14. Che si ferma sul nastro. Altro errore al servizio per la Jolly, ne stiamo vedendo troppi. Sì, questa palla che non passa, tanto dalla parte opposta Capitan Magurno. Su Corsetti. Pallone non bello della Jolly. E Poi un'invasione aerea dell'alzatore del Diamante. 17-15 il punteggio, Pugliatti al servizio. +1 in entrambe le squadre. Tocca il nastro ma fa buona guardia. Oh. Oh, per un palleggiatore è grave, eh? Pugliatti. Rimane lì il pallone a Pugliatti. Jolly sempre avanti di 1, ma accorcia le distanze Diamante. Tesa. Remo tenta il pallonetto ma c'è guardia. Adem anche lui. Puntorieri in bagarre Remo. verso posto 2. Oh, si addormenta qui la Jolly. Sul pallone rimandato di là, poi chiamata pallone accompagnato. Noi avevamo la visuale impallata proprio dall'arbitro. Time out Jolly. 17 pari. Va bene a chiamare il time out mister Tomasello, dopo che Diamante Sport ha riagguantato il punteggio. Si sentono le urla di Tomasello. No, di Leporini. Da inizio set le squadre che giocano, no? A punto Per l'appunto. per l'appunto. Ogni tanto la Jolly va avanti di 2, poi viene riagganciata. Sempre il solito copione. Nervino al servizio. Corsetti. Costretto al bagger. Cimino, tocco del muro ma c'è copertura in fondo campo. Tenta una cosa improponibile con una bella doppia. Doppia. Era fedele. E quindi passa nuovamente in vantaggio la Jolly. Remo. Pallone che torna nel campo della Jolly. La gioca per Corsetti Corsetti. Pugliatti. C'è invasione segnalato dal Nel muro. secondo arbitro scalzo. 19-17, stavolta è Diamante Sport Che chiede? nel time out, sì. Coach Presta. Fischia l'arbitro, squadre che tornano in campo sul 19-17.
Schiacciata da 9 metri di Remo. Dall'altra Muro. parte schiaccia Nervino. Diamante troppo schiacciato in Campilongo. avanti. Viene murato Nervino. Da Campilongo. Campilongo, sì. Avanti di 3 la Jolly. Remo ancora al servizio con la sua jump spin. Troppo avanti? Va bene? Sistema il pallone e viene giocato. Sì, Fedele è rimasto in aria. Tacco della Jolly. Nervino, copertura, Murato, Ancora. Atem, riprova Atem, passa Sì. con la complicità del nastro. Quindi si riporta a -2 Diamante con questa serie di schiacciate Di da posto Atem. 4. Riceve puntorieri, non al meglio. Schiaccia Corsetti, Bene. molto forte. Non riesce a tenerla in gioco. Fedele. 21-18 il punteggio. C'è un cambio C'è un cambio. per la Jolly. Laurendi al Per- posto di Barreca. Barreca al servizio. Cambia il servizio quindi di mister Tomasello. Pallone teso. Tacca dall'altra parte il numero 6 Tenta il pallonetto Campilongo, Campilongo. ma viene intercettato dal muro della Jolly. C'è un cambio anche per le file del Diamante, ritorna Cauteruccio, esce Campilongo. No, Fortunato è entrato. È entrato Fortunato, Renato. Da Muro, Muro di Murato Claudio Atem. Cimino. Da Claudio Cimino, bravo qui. 18 era, non il 10, hai ragione. Era vista d'Aquila. Quindi è entrato Fortunato al posto di Campilongo e non Cauteruccio. Opposto al posto dell'opposto. 23-18. È stato chiamato anche un altro time out del Diamante. Non sappiamo, ci si... Mentre rivediamo il replay della scorsa azione con il muro della Jolly. 23-18. Laurendi al servizio ancora per la Jolly. Costruzione, non ci arriva. Non ci arriva, ha Con cercato due. di battere le ali, Leporini. Leporini, però Sì, è non vero. è come Dumbo. Ha tentato più volte il colpo, Leporini non è arrivato sul pallone. Ancora Laurendi sul 24-18, set point. Questa volta pallone tesa, teso. ma ci rimette una pezza. E poi pallone accompagnato del numero 18, Fortunato. Non è riuscito il libero, Carrasco a tenere in gioco. Non era di questo pugno. pallone. Vabbè, comunque hanno ragione perché non mi è Sì, sembrato sì, palla sì. accompagnata. Sì, sì. Era di pugno. Certo, diciamo non era un pugno, era un pugno accompagnato. Di certo, no? Dato che Di l'arbitro si chiama Di certo. Di certo, appunto, stavamo dicendo che se entra sicuro, c'è un di certo e un sicuro. Me l'ha detto la mia regista. 2-0 quindi per la Jolly 5 Frondi. Primo set finito 25-19, secondo set finito 25-18. A riposo le due squadre dopo questo secondo set.
tra pochissimo al Palapolini di Cinquefrondi il terzo set. Rientrano in campo le due squadre al Palapolini di Cinquefrondi. 2-0 di set per la Jolly. Stavo facendo due conti che dovessimo perdere per 3-2 siamo comunque matematicamente secondi. Primi. Ah no, secondi. Se abbiamo... invece la Jolly vince, siamo matematicamente primi. Quindi magari avremo anche occasione di vedere nelle prossime partite qualcun altro in campo, forse. Vedremo le scelte di mister Giacomo Tomasello. Anche vincendo 3-2. Oh! Lascia sfilare Remo, ma non lascia sfilare Puntorieri, colpisce involontariamente il pallone. 1-0 quindi per la SD Diamante Sport, che si appresta a servire con Hatem. servizio su Puntorieri, non al meglio, poi Remo a schiacciare, attacco centrale non riuscito di Leporini, ancora a vuoto, 1 pari. Confermate le formazioni delle due squadre dello scorso set, non ci sono cambi. Peppe Orlando al servizio per la Jolly, pallone sul libero, Carasco è giocato dall'altra parte, non schiaccia bene, anzi schiaccia sulla rete. Fortunato in questo caso possiamo dire poco. Ah sì, infatti c'è Fortunato, l'unico cambio al posto di Campilongo. 2-1 Jolly. Orlando ancora al servizio, riceve Carasco, Nervino, c'è il tocco? C'è il tocco? Quindi
riaggancio, 2 pari. Si prepara al servizio Leporini, a fondo campo questa volta, senza salto, battuta forte la sua, troppo forte, finisce da una parte all'altra del campo, pallone out e passa nuovamente in vantaggio la Jolly, 3-2. Buiatti al servizio, lascia sfilare anche lui. Nervino, stava per colpire Fortunato, che è stato fortunato a non essere colpito. 3 pari. Vediamo se riusciamo a fare qualche Magurno. azione adesso. Magurno Magari. al servizio. Sì. Era al limite. Remo schiaccia bene, trova il punto giusto in cui schiacciare, non ci è arrivato Magurno. Il tuffo. Passa di nuovo in vantaggio la Jolly, che andrà al servizio con Fabio Remo e la sua jump spin. Pallone forte Su Nervino che tiene. Fortunato si tuffa Remo. Corsetti alla parte opposta. È out. Out ed è di nuovo parità, come nello scorso set, appunto all'inizio le due squadre. Corsetti, Cimino, si insacca, l'avevo vista ferma, effetto ottico, sembrava cascata dalla nostra parte. 5-4. Mi domandavo dove erano finiti i tamburini 3 secondi fa, ecco, sono arrivati. Servizio Jolly con Anselmo Barreca. Oh, altro errore per lui. Pallone che si ferma sul nastro. 5 pari. Adesso servizio Diamante, Buiatti. Palla spinta. Cimino. Mette a segno 6-5 il punteggio. E adesso ci dobbiamo ricordare di dire il punteggio ogni punto. Vabbè, abbiamo tolto un attimo il tabellone, la regista si è dovuta allontanare. Cimino al servizio. Su Hatem, servito Fortunato che viene murato, ma c'è la palla che viene ripresa. Remo, free ball, ci riprova Corsetti, la palla era dall'altra parte. Hatem, Corsetti in difesa e Corsetti in attacco. Corsetti a tutto campo. Forte questa schiacciata. Hatem, muro, ma c'è copertura dietro. Fortunato, tocca. Sì, Tocca il muro della Jolly, che era ben piazzato, ma il corpo di Fortunato, non è un corpo Fortunato, il corpo di Fortunato, sulle falangette delle mani di Corsetti. Di nuovo parità tra le due squadre, 6 pari. Fortunato al servizio. Su Corsetti, primo tempo di Orlando non è andato a buon fino. Fortunato palla spinta e intanto Pesta, perché è di seconda linea, ravvisata dal secondo arbitro. 7-6 il punteggio. Corsetti al servizio. su Nervino. Hatem, forte il suo attacco, centra l'incrocio delle linee, lascia sfilare Santa Croce, ma il pallone è in. 7 pari. Si prepara Hatem
al servizio per Diamante Sport. Hatem al servizio. Nastro si tuffa puntorieri, pallone rilanciato nell'altro campo. Nervino. Nervino C'è invasione. nel muro, sì, e passa in vantaggio Diamante 7-8. Servizio Diamante. Con Hatem al servizio. Su Corsetti, palla. Oh, cavolo, una mano. Pugliatti raddrizza questa palla che stava per finire nel campo del Diamante. La serve su un piatto d'argento all'Orlando Furioso che con la Durlindana. Che attacco di Orlando, molto forte, e che palla di Pugliatti. 8 pari, proprio Peppe Orlando ad andare al servizio per la Jolly 5 frondi. Pallone molto teso, Carrasco la prende, attacco da dietro, Pugliatti, la smissa Remo molto forte. Bene. Carrasco. Nervino tiene Orlando, Remo tenta la palla spinta. Pugliatti all'indietro verso Cimino, out però non si coordina molto bene e quindi schiaccia male l'opposto della Jolly. 8-9, chiama formazione Diamante Sport. Leporini su Corsetti, primo tempo di Anselmo Barreca, palla dritta, cambio per la Jolly, cambio di centrali, esce Anselmo Barreca ed entra Antonio Melara. Un 5 frondese per un 5 frondese. 1-1. Classe 2003 Melara, avanti di 2 Diamante Sport. 8-10. Leporini su Corsetti, schiaccia nei 3 metri Remo, bella addosso a Nervino. Ottima la sua diagonale, strettissima. Nervino era in direzione alla palla, era inginocchiato, gli passa tra le mani e la testa. 9-10, Pugliatti che batte subito. Nervino tenta la palla lunga, ma c'è fondocampo Corsetti. Remo, palla un pochino arretrata per lui, ma con un colpo soft cerca il posto 1 sguarnito dalla difesa. Sì, Hatem è rimasto là immobile, viene sostituito Hatem ed è entrato il numero numero 3 Leo, numero 3 Leo. Pugliatti, out, il pallone di Pugliatti ed è di nuovo avanti di 1. Lascia sfilare Carrasco questa palla che finisce all'incrocio delle righe. Al servizio il capitano Magurno. Su Corsetti, non al meglio, palla spinta, cerca il pallonetto. Nervino in tuffo, forza qualcuno. Ehi. Poi Puntorieri ad alzare il pallone, Cimino era troppo avanzato e non riesce a rimandare il pallone di là. Nessuno sulla palla che finiva a rete. Break Diamante.
10-12 il punteggio. Si deve asciugare il campo della Jolly dopo il tuffo di Corsetti. Dice anche qualcosa ai suoi compagni Corsetti. Ancora Magurno al servizio per Diamante, può riprendere il gioco. Corsetti riceve, Pugliatti Bagher verso Cimino, tocca il muro del Diamante. In controtempo Magurno, tocco leggero di Cimino, manda in controtempo il muro avversario, accorcia le distanze la Jolly. 11-12. Fabio Remo al rete, mancava anche il suo errore al servizio. Avanti nuovamente di 2 Diamante. 11-13. Nervino al servizio su Fabio Remo. Murato qua, Claudio Cimino che schiaccia forte, ma il muro avversario ben composto mette a terra. 11-14, avanti di 3 Diamante. Blackout Jolly. Cimino stavolta passa il suo pallone, schiaccia forte come in precedenza, ma stavolta non colpisce il muro. Abbiamo già visto Cimino che su una palla, diciamo, sbagliata, la seconda la prende con cattiveria. Risponde bucando il tappetino. 12-14, il centrale Melara al servizio. Pallone corto, ricevuto bene, attacca dall'altra parte, un pallone molto corto. Tanto c'è un'invasione comunque di Corsetti. (12-15) il punteggio. Fedele al servizio. Sul Remo. Corsetti tenta la palla spinta, nessuno, in 3 ci vanno, nessuno la prende. Più che altro c'è stata un'incomprensione, perché si sono lanciati in 3 sul pallone e poi si sono fermati tutti all'ultimo secondo. 13-15 il punteggio. Cimino al servizio. Leo, palla al centro, buco lasciato. 13-16 il punteggio. Fortunato al servizio su Corsetti, e Corsetti si propone con la sua schiacciata sulla linea dei 3 metri. Pallone imprendibile per Carasco. Tanto cambio, doppio cambio. Pugliatti per Spanò e Cimino per Laurendi, quindi in campo Laurendi e Spanò. Quindi si cambia la posizione dell'alzatore. Sì, il gioco è stato fermo perché bisognava capire chi è il capitano in campo. 14-16. Tanto Leo è stato murato, ci è arrivato, non ce la fa, troppo verso nel segnapunti e ritorna più 3 di nuovo. Leo al servizio su Puntorieri. Laurendi prima palla, Spanò gioca Puntorieri in Bagher
Remo schiaccia, non riesce poi Magurno a prendere il pallone. Proteste del Diamante Sport per la precedente presunta invasione di Spanò, ma Spanò non ha fatto invasione perché il piede l'ha messo nella parte esterna del campo. 15-17. Magurno, cartellino rosso diretto, senza cartellini gialli, rosso diretto per Diamante Sport. Magurno sotto al seggiolone dell'arbitro, molte proteste del Diamante. Magurno che ha chiesto formazione anche in questo momento. Quindi 16-17 il punteggio dopo il rosso al Diamante. Fermalo appena lì. Fermalo. Tutto ok, il gioco può riprendere. Orlando al servizio. Su Leo. Nervino. Remo. Tocco del muro. Nervino in tuffo. In fondo per Fortunato. Di nuovo Remo servito. Out, ed è out. Out il suo attacco, sì. Colpisce forte Remo, troppo frettoloso qua in questo attacco. 16-18. Stavo guardando le belle alzate di Laurendi. Leporini al servizio per Diamante Sport. Pallone corto, Laurendi sistema il pallone, Remo schiaccia, stavolta centra il campo avversario. 17-18. Azione molto veloce della Jolly che permette alla squadra di tornare a -1. Spanò al servizio. Spanò al servizio. Si tuffa corto, Leo. Ace di Raul Spanò. E il riaggancio della Jolly, 18 pari. E quindi ancora Raul Spanò al servizio. Magurno, ma c'è lo Scugnizzo. Remo, c'è Fortunato dietro a copertura. Muro della Jolly, pallone che torna nel campo avversario. Di nuovo ci riprova. Stavolta non riesce. Ci riprova Nervino, ci riesce colpendo lo Scugnizzo. Alex Santa Croce, il libero di difesa. Detto Scugnizzo di Siderno. 18-19. Servizio Diamante Sport. Magurno al servizio su Corsetti. Remo palla spinta, era un po' bassa per lui. Fortunato, muro. Ora uno di Remo. Tacco centrale, pallonetto. C'è una doppia. E quindi di nuovo parità tra le due squadre. Si chiude il cambio. Quindi rientrano Cimino e Pugliatti ed escono Laurendi e Spanò, che non si sono comportati male. Hanno fatto belle giocate. Quinto cambio, segna l'arbitro scalzo. Remo, bella la sua battuta. è passata. Corsetti
doppia, out. Out, colpisce malissimo, no, c'è tocco del muro della Jolly, secondo l'arbitro. Io ho visto partire un missile che non ha toccato il muro. 19-20. Non ho guardato neanche il replay, ma tanto dal replay non si capisce. Ma non c'è tocco, ci dicono dalla regia. Chiama formazione la Jolly con il suo capitano Claudio Cimino, tornato in campo. Ancora Diamante al servizio, pallone molto teso, tiene in gioco Puntorieri, Cimino schiaccia e questa in campo. Ottima la schiacciata di Claudio Cimino, l'opposto della Jolly. Di nuovo parità, 20 pari, si accende il Pallabonini. Melara al servizio per la Jolly. Oh, pallone che va a finire nel fondo campo avversario, quasi sulla linea, di poco. 20-21, di nuovo in vantaggio Diamante Sport. Riceve Remo, Pugliatti, Lanzenbagher per Corsetti, viene murato, è out, pallone out. Anche questo pallone di pochissimo, out. Di nuovo parità tra le due squadre, a punto in questo finale. Cimino al servizio per la Jolly. Pallone sulla rete. Di nuovo vantaggio per gli ospiti. Fortunato al servizio. Sul Remo, pallone che torna nell'altro campo. Nervino, Jolly copre Pugliatti, in bagger Puntorieri, non bene per Corsetti. era out, per fortuna Nervino ci mette una mano. Poi la mano ce la mette anche Corsetti, deviando il pallone a muro, in discesa, avanti di 2. Diamante si avvicina al set point e chiama time out mister Tomasello per la sua Jolly. Guardate, Tomasello scatenato come non di time out, che chiama. (21-23) il punteggio qui al Pallabonini di Cinquefrondi, il terzo set, 2-0 avanti il Cinquefrondi. Fortunato al servizio. il Corsetti viene servito, tocco del muro, si tuffa il giovane Carrasco. libero Carrasco. Ottima però la schiacciata di Corsetti, 22-23, proprio Corsetti ad andare al servizio per la Jolly. Ed è time out questa volta Del Diamante. Coach Presta che parla con i suoi. Anche Leporini, il più anziano mi pare, Leporini della formazione. (22-23)
il punteggio, squadre che tornano in campo. Pronto Corsetti al servizio per la Jolly. Sul Nervino, doppia Muro, monster block di Peppe Orlando a fermare l'attacco avversario. 23 pari, ancora Corsetti al servizio. su Corasco, Leo, su Corsetti, Remo, Murato, Remo non riesce, Corsetti con la punta delle dita a prendere il pallone, infatti, anche perché la Jolly era schiacciata in avanti. Sì. Il Muro colpisce il pallone che finisce proprio nella parte dove non c'è non c'era la copertura lunga. Sì. Intanto con Gabriele è il primo set point a favore del Diamante. 23-24. Andiamo al servizio. Si ferma sul nastro. Ed è di nuovo parità. Si andrà. Sarebbe stata una palla imprendibile se avesse toccato il nastro, sì. Toccato il nastro e passato nell'altro campo. Mentre c'è Peppe Orlando per la Jolly Cicofrondi. Su Carasco. Costruzione. Fortunato. Dietro. Cimino. Corsetti da fare. Remo schiaccia forte. C'è Carasco su ogni pallone. Nervino, ma c'è copertura. Remo tenta il pallonetto. Free ball, vediamo come viene sfruttata. Con Remo che buca il palazzetto. Wow! Ottima la schiacciata di Fabio Remo. Trova lo spiraglio adatto. E la Jolly passa al match point. 25-24. Time out Diamante. 3 time out richiesti in questo finale di set. 2 da parte del Diamante, 1 da parte di Mister Tomasello. 25-24 il punteggio. Jolly al match point dopo il precedente palla set del Diamante. Squadre di nuovo in campo. La Jolly al servizio con Peppe Orlando. Orlando al servizio. Su Nervino. E Nervino si propone, c'è copertura di Orlando. Remo, Murato, non ci arriva di nuovo Corsetti per un passo. Di nuovo come nel precedente punto del Diamante, troppo Corsetti sotto. Si è allungato ma non prende il pallone. Jolly ancora una volta schiacciata in avanti. Leporini al servizio. Si ferma sul nastro. Ancora. Altro errore del Diamante al servizio. Sono palloni molto pesanti per loro per tenersi a galla. E Jolly nuovamente al match point 26-25. Marco Pugliatti al servizio. Diamante comunque nel playoff, Gabriele, indipendentemente dal presa la palla da Corsetti, alza per Remo, Murato Remo, si riprova. Murato ancora, ma bravo qua Corsetti. Pugliatti e poi Remo ancora. Ed è in campo! Mette a segno 27-25 questo terzo e set. Si chiude qui questa partita con
il primo posto agguantato con due partite di anticipo. Sì, Jolly matematicamente prima in campionato e affronterà la terza in campionato ai playoff. Ancora il posto è vacante, dipende poi il Corigliano. E quindi Jolly che vince questa partita 27-25 il terzo set, 25-19 il primo, 25-18 il secondo. Applausi per tutti del Palabonini di 5 Frondi. Ci sentiamo sotto nel campo per l'intervista. Prova. Ragazzi alla foto. Anche la piccolina qua a farsi la foto. Gesto con la mano l'uno dei giocatori. Vediamo se trovo a Peppe Orlando. Non ti andare Peppe! Se n'è andato Peppe! Allora, sotto consiglio del mister andiamo a Santa Croce, andiamo a prendere Santa Croce. Scugnizzo, eccolo Scugnizzo di Siderno. Alex Santa Croce, libero della Jolly. Ale, Jolly matematicamente prima, un'ottima partita contro una grande squadra. Sì, un'ottima partita, arriviamo primi a giocarci playoff, adesso abbiamo la finale di 6 alle 6:30, mi raccomando tutti puntuali e niente, cerchiamo di affrontarla al migliore dei modi. Ovviamente hai fatto anche tu una grande partita, ottima risposta della Jolly anche sotto pressione nel terzo set. Posso fare sempre meglio, dai, sempre, sempre meglio. Ad Maior. Ad Maior. Maiora, sempre. Finalmente ho intervistato uno della mia altezza. Grazie per averci seguito con le regole di Pinuccio. Noi ci rivedremo sabato prossimo con la finale di Coppa Calabria. Arrivederci a tutti.